come istituzione, e tutti coloro che vi erano stati, sia come insegnanti, sia come alunni, non docenti, avevano qualsiasi titolo, fossero passati, ma anche quelli che erano ancora nella scuola, c'era un senso di appartenenza molto forte. E allora ha pensato che forse questo senso di appartenenza poteva far nascere qualcosa di nuovo, e cioè un'associazione che ci ha reso orgogliosi, perché era già sono la stessa gioia che ho provato io ho presentato 2 anni fa il diploma negli 80, quindi molti di voi magari l'avranno visto anche a scuola, siamo un vago ricordo, poi me lo racconto. L'idea nostra, di me, di Andreina, pensavo oggi avremmo chiamato il maestro, direttamente un maestro di musica, ma perché il canale maestro tanta femminilità, è proprio giusto. Recuperiamo questa parola maestra, ma non è vero che dobbiamo portare tutto al maschile. Maestra è una parola bella, maestra di vita, maestra io ti seguì come un'amica facile e la notte e ti seguì nella luce dell'aria, nel profumo dei fiori e fu piena la stanza del sole, l'aria di che noi strettori. Questa canzone molto bella ve la riproponiamo, ma particolarmente che noi abbiamo un testo che non sempre abbiamo capito fino in fondo, ma forse che sarà anche il suo fascino. Non ve la annuncio, però vi prego, quando vedete la slide, di fare insieme a me il ritornello. Magari
fiorita in mezzo al piano, come la candida si male, vive al sole e grazie chiame, ride un voce bella sull'ima, è per gli anni verdi di lavoro, e io ci quelli da te, scrivono sulle giorni del grano, vivendo a sera, ti porta la salseglia del mare, tu fai sognare l'eterna primavera. Sei la regina, mi fanno sempre volteggiare il grano, vivendo a sera, ti porta la salseglia del mare, tu fai sognare l'eterna primavera. Sei la regina, mi fanno sempre volteggiare il grano, vivendo a sera, ti porta la salseglia del mare, tu fai sognare, fai sognare. Ci tengo a farvi notare che l'istituto tecnico fu inaugurato contemporaneamente al tribunale e alla prefettura. Questo è importante. Il più secchione qui.